Per Ciro, che cosa chiedete a Dio? Battesimo. Cari genitori, chiedendo il battesimo per il vostro figlio, voi vi impegnate a educarlo nella fede, perché nell'osservanza dei comandamenti impara ad amare Dio e il prossimo, come Cristo ci ha insegnato. Siete consapevoli di questa responsabilità? E voi, padrini e madrine, siete disposti ad aiutare i genitori in questo compito così importante? Sì. Caro Ciro, con grande gioia la nostra comunità cristiana ti accoglie. In suo onore io ti segno con il segno della croce e dopo di me anche voi genitori, padrini e parenti del vostro bambino, il segno di Cristo Salvatore. La stessa la danno voi. Fratelli carissimi, invochiamo la misericordia di Cristo nostro Signore e che questo bambino chiamato alla grazia del battesimo sia per i genitori, padrini e padrine e per tutti i battezzati. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore. Perché con la grazia del battesimo e della confermazione diventi fedele sul secolo e testimone del tuo Vangelo. Preghiamo. Perché da te guidati cammino in santità di vita e giungo alla vita eterna, ti preghiamo. Perché tu custodisca sempre nel tuo amore le loro famiglie, noi ti preghiamo. Perché ti avvivi in noi la grazia del battesimo, ti preghiamo. Santa Maria, Madre di Dio, San Giovanni Battista, Santi Pietro e Paolo. Chiunque con olio o segno di salvezza ti fortifica con la sua potenza Cristo Salvatore che vive e regna nei secoli dei secoli. Dio, per mezzo dei segni sacramentali, ti operi con invisibile potenza le meraviglie della salvezza e in molti modi, attraverso i tempi, ricevono in quest'acqua potenza dello Spirito Santo, perché coloro che in essi riceveranno il battesimo siano sepolti con Cristo nella morte e con Lui risorgano alla vita immortale. Per Cristo nostro Signore. Cari genitori, padrini e madrini, il bambino che voi presentate sta per ricevere il battesimo. Nel suo amore Dio gli darà una vita nuova e rinascerà dall'acqua dello Spirito Santo. A voi il compito di educarlo nella fede, perché la vita divina che riceve in dono sia preservata dal peccato e cresca di giorno in giorno. Se dunque, in forza della vostra fede, siete pronti ad assumere questo impegno, memori delle promesse del vostro battesimo, rinunciate al peccato e fate la vostra professione di fede in Cristo Gesù e la fede della Chiesa nella quale il vostro figlio viene battezzato. Rinunciate a Satana e a tutte le sue opere e a tutte le sue seduzioni. Questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù nostro Signore. Antonio sta stimando. Io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, ti ha liberato dal peccato e ti ha fatto venire. E adesso c'è la consegna della veste bianca. Ciro, sei diventato nuova creatura e ti sei rivestito di Cristo. Questa veste bianca sia segno della tua nuova dignità. Aiutati dalle parole dell'esempio dei tuoi cari. Portala senza macchia nella vita eterna. E adesso c'è l'accensione della candela al cielo pasquale. Ricevete la luce di Cristo. A voi genitori e a voi padrini e madrine è affidato questo segno pasquale, fiamma che sempre dovete alimentare. Abbiate cura che il vostro bambino, illuminato da Cristo, viva sempre come figlio della luce e perseverando nella fede vada incontro al Signore che viene con tutti i santi nel regno dei cieli. Poi l'ultimo rito è il rito dell'Effera, che cioè Gesù Cristo durante la sua vita terrena ha compiuto tanti miracoli. Quelli che per ascoltare i minuti e dare la parola a un predicatore, in quanto noi possiamo predicare la parola di Dio. Il Signore Gesù ti fece udire i sordi e parlare i muti, ti concede di ascoltare presto la sua parola, di professare la tua fede a lode e gloria di Dio Padre. E adesso